Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926, terzo video del giorno. Incredibilmente Neapolis, che fai? Fai 3 video? Sì, perché oggi dobbiamo parlare, perché si deve parlare proprio di questo Napoli-Inter e perché Spalletti ha fatto quello che ha fatto, perché anzi, per prima cosa io vi ricordo che vi dovete iscrivere al canale di Neapolis 1926, se ancora non l'avete fatto lo dovete fare perché è gratis, e poi dovete attivare la campanellina, perché se voi attivate la campanellina vi arrivano le notifiche e una volta che vi arrivano le notifiche voi vi guardate il video. È semplice, va bene? Detto questo, oggi sui giornali, questa mattina sui vari siti del Napoli che parlano di Napoli o che parlano del Napoli in generale, o la Gazzetta dello Sport, Tutto Sport e altre cose, no? Per farvi capire. Allora, ieri si è parlato molto di Luciano Spalletti, che non ha osato troppo ieri contro l'Inter, e ragazzi, qui mi tocca dare ragione ai giornalisti, e incredibilmente mi tocca dare veramente ragione ai giornalisti, e ora vi dico anche perché bisogna dare ragione ai giornalisti, perché ragazzi, Luciano Spalletti ieri sembra essersi voluto accontentare del pareggio, va bene? Un pareggio che al Napoli potrebbe stare stretto, perché Andanovic ha fatto 2 miracoli, eri passato in vantaggio, hai avuto la sfortuna poi, perché la sfortuna c'è stata sul gol di Dzeko. L'Inter non è che abbia fatto chissà che grandi cose. One moment please. Quindi stavamo dicendo, l'Inter non è che abbia fatto queste grandissime cose da dire l'Inter meritava la vittoria, anzi forse se qualcuno meritava la vittoria era proprio il Napoli. Però ragazzi, secondo me Spalletti ha avuto paura di scoprirsi troppo, salvo poi passare con la difesa a 3 per spingere un po' di più, ma oramai mancavano 10 minuti alla fine, non aveva senso questa scelta che ha fatto Luciano Spalletti. Però qui c'è qualche problema di fondo, secondo me. Se tu vuoi puntare a uno scudetto, vuoi puntare a qualcosa di veramente importante per la piazza di Napoli, non devi aver paura, secondo me, delle scelte che tu devi fare, pur provando a portare a casa i 3 punti, perché Mertens, secondo me l'ingresso di Mertens è tardivo. Mertens andava messo al 60esimo, dal 60esimo lì ti può creare qualcosa, ma gli ultimi minuti Mertens cosa ti può fare? Palloni in mezzo non sono quasi mai arrivati, e quindi cosa poteva fare Mertens? Mertens va servito sui piedi, ragazzi. Mertens, lo sappiamo, non è come Victor gli dai la palla in avanti e Victor va, corre e pressa di continuo. Mertens questo non te lo può fare, perché diciamo che poi ha una certa età, Tris, però voi capite anche voi che questo non è un gioco, il gioco che ha fatto ieri il Napoli non è il solito Napoli, va bene? Io quando ho visto 1-0, e va benissimo, si è iniziato un po' a difendere, e qui già la cosa mi puzzava, non riuscivi a fare un giro palla, non riuscivi a portare pressione con le punte, non riuscivi cioè il Napoli è stato sterile nel possesso palla, è stato sterile addirittura per quanto riguarda i mediani. Ragazzi, io ho visto un Fabian Ruiz e un Lobotka che per carità Lobotka ha giocato meglio di Fabian Ruiz, però erano lenti, non sapevano come giocare. Cioè Spalletti a un certo punto ha detto date sempre palla a Zelinski. Sì, va bene, noi diamo sempre palla a Zelinski, però se Zelinski è marcato, se Zelinski non riesce a fare la giocata, tu vorrai capire, caro Luciano, che giustamente ti dovrai appoggiare ai mediani, va bene? E questo secondo me è mancato al Napoli, la cattiveria di dire hanno pareggiato, e meno male, perché uno potrebbe dire hanno pareggiato all'80esimo, non hai tempo di riorganizzarti tatticamente e quindi è impossibile creare ulteriori occasioni. No, perché il pareggio dell'Inter, ragazzi, è arrivato a 30 secondi dall'inizio del secondo tempo, quindi nemmeno da dire il Napoli stava pressando, il Napoli stava giocando in un altro modo, voleva cambiare. No, il Napoli stava giocando nella maniera corretta, doveva giocare tutta la partita come ha giocato il primo tempo, di rimessa, però non puoi
servivano più verticalizzazioni, diciamoci la verità, servivano più passaggi fra le linee, e questo il Napoli non l'ha fatto, e questo è un peccato, perché il Napoli questo lo sa fare. La squadra di Luciano Spalletti è stata costruita per questo motivo, giocare fra le linee, e il Napoli l'ha fatto pochissime volte contro l'Inter. È qui che ho il rammarico di dire, cavolo, il Napoli ai punti avrebbe vinto, e si è tolto un'altra volta il telefono. Aspettate un attimo. Come detto, il Napoli ai punti avrebbe vinto, ma avrebbe vinto sicuramente ai punti, perché ai punti il Napoli ha tirato addirittura 4 volte nello specchio della porta, l'Inter ne ha tirate 2 volte, e uno di questi ha segnato. I 2 miracoli di Andanovic, il fallo di Zielinski. Cioè, ci sono occasioni che segnano una stagione, e queste occasioni, ragazzi, sono già state segnate dalla gara di andata, dove Mario Rui praticamente davanti al portiere la butta addosso ad Andanovic non lo sa nemmeno lui poi come ha preso quella palla, va bene. Per queste però sono quelle partite che valgono veramente una stagione. Quando mi dicono no, questa non era una partita a scudetto, ragazzi, non era una partita a scudetto, perché potevi andare potenzialmente a -1 con l'Inter che deve recuperare una partita, ma questa era una partita a scudetto. Da come la vedo io, questa era una partita che poteva valere veramente un gran pezzo di scudetto, e poteva valere un grandissimo pezzo di UEFA Champions League. Ragazzi, io l'ho sempre detto, io non ambisco allo scudetto, perché lo scudetto è una parola troppo grande. Forse negli anni ci potremmo arrivare a competere per lo scudetto, ci sono squadre più organizzate di noi e squadre messe meglio, diciamo così, di noi sul livello tattico e livello agonistico dei giocatori singoli. Tu basta guardare la Juventus, vai amico, c'è il Porsche, vai col Porsche Carrera, vai, mortacci tua. Il Porsche Cayenne, scusatemi, ho sbagliato. Comunque, detto questo, ci sono squadre che senza negarlo, io l'ho sempre detto, io sono un grande a me piace il calcio in generale, io seguo praticamente quasi tutti i campionati, forse un pochino meno la Bundesliga, perché non è un campionato che mi piaccia tanto, la Bundesliga, però il Napoli manca sempre quello step, va bene? E qual è questo step? Di andare lì e dire ce ne chiamavamo 4, ce ne chiamavamo 3. Avete capito qual è il problema del Napoli? Il problema del Napoli è proprio questo: avere paura di giocare a viso aperto, perché il Napoli, se avesse giocato a viso aperto contro l'Inter, non c'era storia, il Napoli all'Inter gliene dava 3 o 4, come gliene ha date 4 alla Lazio di Sarri, che quella doveva essere una partita difficilissima a detta di molti giornalisti e molta di detta youtuber qui sopra su YouTube. Ragazzi, questo è il Napoli, ha avuto paura di osare, quando hai paura di osare questi sono i risultati. Poi che voi mi veniate a dire il Napoli la doveva vincere per forza, giocavi sempre contro l'Inter, con la prima in classifica e con la detentrice dello scudetto, quindi non è che il Napoli si andava a fare doveva farsi una passeggiata contro l'Inter, anzi ha giocato pure oltre le aspettative secondo me il Napoli, perché la pressione ce l'aveva tutta il Napoli secondo me. L'Inter sì c'aveva la pressione di dire vabbè, mi possono scavalcare ma io eventualmente vinco a Bologna e rivado primo, quindi diciamoci che è il Napoli che aveva più pressione psicologica, diciamo così, addosso, perché i tifosi sono andati fuori all'hotel e questo e quello, anche queste cose di andare fuori all'hotel io non le concepisco, perché dovete dare pressione a 24 ore dall'inizio di una partita importante per la stagione del Napoli. Secondo me questa cosa è risultata negativa nei confronti dei giocatori, perché i giocatori hanno detto dobbiamo fare la prestazione per i tifosi, sono cose che secondo me è da evitare. Poi, a parte il periodo di pandemia e il periodo di tutto, però è andata come è andata. Il Napoli ora c'ha il mese di febbraio che sarà il mese più difficile, io già l'ho detto nei 2 video precedenti, però ci dobbiamo credere. Spero in una grande prestazione contro il Barcellona per continuare l'Europa League, perché portare un trofeo a Napoli sarebbe importantissimo. Se poi è un trofeo europeo ancora meglio. Se ci riusciamo a vincere un trofeo europeo prima della Juventus, vado fino a Napoli e bacio in testa a Spalletti. Questo era, diciamo così, un video per far riflettere alcuni tifosi che stanno attaccando Luciano Spalletti e stanno attaccando la squadra. Napoli poteva usare di più, sì, però il Napoli ha fatto il massimo.
Questo è sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you.